è un periodo un po' duro per il pescatore, soprattutto per i giovani che non si avvicinano a questo mestiere. È un mestiere, ci vuole passione, ci vuole sacrificio, però dà i suoi risultati e ci deve essere tanto amore. E il sostegno delle istituzioni per un comparto, quello ittico, che vive un momento storico complesso. Alla Fiera Alto Adriatico di Caorle il lancio del progetto VNETS, promosso dalla Regione al fine di valorizzare le produzioni e i territori di 6 organizzazioni venete: Consorzio Pescatori del Polesine, Fasolari dell'Alto Adriatico, Bivalvia e le cooperative San Marco, Pilamare e di Pila. VNETS, il Veneto e le reti, quelle dei pescatori, ma soprattutto quelle che consentono a un settore di fare massa critica e promuovere le proprie eccellenze. Chiaro che è un comparto che in questi anni ha dovuto attraversare delle situazioni di criticità, ma proprio il fatto di avere una rete strutturata di questo tipo ci dà la forza di superare le difficoltà e guardare con fiducia al futuro. VNETS si propone di realizzare una campagna di comunicazione attraverso la quale assegnare alla filiera ittica veneta un'identità riconosciuta e riconoscibile anche fuori dal Veneto e mettere in contatto produttori da una parte e realtà dell'accoglienza alberghiera e della ristorazione dall'altra. Siamo tutti produttori della regione Veneto, chiaramente prodotti ittici, che non manchiamo di essere presenti, buona testimonianza con la Regione Veneto, durante questi eventi fieristici. Siamo qui oggi presenti a Caorle, lo saremo a Milano al Tutto Food, saremo a Barcellona e poi via via durante tutte le puntate dell'anno a parlare di prodotti ittici, a parlare di filiera corta, a parlare di qualità. La promozione ma anche lotta non facile al granchio blu. La Regione ci avvicina e questo è una luce in fondo al tunnel, perché siamo stati martoriati sicuramente da questa specie aliena e stiamo cercando di combatterla. Al momento soluzioni vere e proprie non ce ne sono, però non ci arrendiamo.